Quarta corsa della serata, il premio Trio Classic il ristorante, confronto per cavalli di 3 anni, vincitori da 3 a 15.000 euro in carriera, sono in 8 in pista, in salchi ci sono i gentleman. Con il numero 1, Fangiocor Cristian Venturelli, 2 Fanello Patrick Romano, 3 Fire Black Massimiliano Michelotto, 4 Flipperdino Filippo Monti, 5 Futuro Horse Vittorio Miniero, 6 Fantastica Fass Giuseppe Franco, in seconda fila 7 Florida Lubi Michela Rossi, 8 Frank BF Otello Zorzetto. Autostart che raccoglie i concorrenti, qualche problema per Fantastica Fass, macchina che va via parecchio piano sulla curva, inizia ora ad accelerare. Fantastica Fass rimane distante, Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti con veloce Fire Black che prende subito l'iniziativa, all'esterno Flipper di no, in corda Fangiocor, poi Fanello, quindi ancora Florida Lubi. All'imbocco della prima piegata Fire Black guida il gruppo nei confronti di Fangiocor in seconda posizione, mentre galoppa nelle retrovie Frank BF, di fuori è rimasto Flipper di no. Numero 8 Frank BF squalificato. Fire Black al comando, di fuori Flipper di no, in corda Fangiocor, poi sempre Florida Lubi terza sotto, seconda pariglia per Fanello che precede Futuro Horse. Se ne vanno i primi 400 metri in 32 con Fire Black al comando nei confronti di Fangiocor che segue secondo, di fuori sempre Flipper di no, poi ancora Fanello e i 600 metri del leader che vengono passati in 46,1. Passaggio davanti alle tribune, Fire Black sempre al comando nei confronti di Fangiocor, di fuori Flipper di no, prova a muovere dall'ultima posizione Futuro Horse. Leader in vantaggio Stiracchia, dopo 800 metri in 1,1. Sulla piegata di destra guida sempre Fire Black nei confronti di Fangiocor, Flipper di no, Futuro Horse che rimane in terza corsia, lungo i birilli senza spazio ma sembra vitale Florida Lubi, poi Fanello. Chilometro in 1,16,1 per Fire Black che si mantiene un paio di lunghezze avanti a Fangiocor, terza posizione per Florida Lubi, poi ancora Flipper di no e Fanello retrocede Futuro Horse quando siamo a 400 dalla conclusione, a retta opposta alle tribune passati in 14,3, Fire Black che accelera, si mantiene bene in seconda posizione Fangiocor, prova a venire a fare l'arrivo Florida Lubi quando siamo a 300 dalla conclusione. Fire Black in vantaggio nei confronti di Fangiocor che anticipa Florida Lubi e sposta su Fire Black, il quale è in vantaggio all'ingresso della dirittura d'arrivo. Fire Black al comando, Fangiocor che prova ad arrivare, di dentro Florida Lubi, Fire Black che si mantiene in evidenza nei confronti di Fangiocor che scatta, Fangiocor sul palo, stampa Fire Black, al terzo posto finisce Florida Lubi. Successo di Fangiocor, 30,5 ad arrivare. Fire Black che si è buttato nei paletti gli ultimi 50 metri, 1,15,2 il ragguaglio cronometrico per il successo di Fangiocor. Cristian Venturelli, Salvatore Valentino al training, Cristian Venturelli anche alla proprietà. Rivediamo proprio nelle immagini Fire Black che si storce, si butta dentro all'open stretch, così Fangiocor può venire a batterlo. Fire Black è secondo, al terzo finisce Florida Lubi, il successo di Fangiocor e Cristian Venturelli.